veniamo da un periodo complicatissimo per commercio, turismo e servizi in ragione del Covid, ma abbiamo grandissime prospettive. Il turismo sarà un grande traino, un grande volano per il nostro territorio, per la nostra provincia e siamo pronti perché ci sono tante opportunità, i grandi eventi, le Olimpiadi 2026, il patrimonio UNESCO, la Grande Treviso. Ci siamo sulla strada delle Olimpiadi, che è un primo aspetto da considerare, sulla Milano-Cortina. E siamo l'ultimo punto prima delle montagne che sappiamo possono ospitare, ma non potranno ospitare tutti. Quindi l'hub, il punto di arrivo, è sicuramente la provincia di Treviso. L'aeroporto di Treviso sarà, insieme all'aeroporto di Venezia, l'aeroporto delle Olimpiadi. Non dobbiamo pensare che le Olimpiadi di Cortina si limitino a Cortina, sono le Olimpiadi di tutto il nostro territorio e noi dobbiamo su questo pensare in grande, cogliere una grande opportunità, sarà una grande vetrina, sarà l'occasione per farci scoprire, ci sono delle straordinarie bellezze e quindi appuntamento da non perdere. I riflettori sono stati puntati sul nostro territorio, c'è grande attenzione e questo richiede grande responsabilità nella gestione di un territorio del genere. Questo fa anche sì che chi viene da noi non viene più e solo perché siamo vicini a Venezia e vicini a Cortina, questo è sicuramente un elemento in più, ma vengono per ciò che noi presentiamo, per ciò che noi proponiamo. È un'ospitalità di nicchia, è una proposta enogastronomica di nicchia, è un territorio di nicchia che piace molto al mercato italiano, piace molto al mercato straniero, non solo di lingua tedesca, per cui io credo che questi siano gli aspetti che caratterizzino la prospettiva nostra, cioè il far scoprire il territorio come noi lo viviamo. E questo è un territorio sì da scoprire, ma soprattutto da vivere. Le imprese al dettaglio di commercio, turismo e servizi sono mediamente piccole imprese, si sono sempre arrangiate a stare sul mercato. Oggi però le condizioni del lavoro, le condizioni del fisco, le condizioni della burocrazia, le condizioni anche dello sviluppo delle tendenze che ci sono, mettono in difficoltà queste imprese. Però abbiamo capito e siamo riusciti a condividere che queste non sono solo attività commerciali, hanno una funzione sociale, tengono vivi i centri storici, danno servizi alle fasce più deboli della popolazione e danno vita alle nostre città. Ecco, io credo che questo sia il passaggio fondamentale. Il sostegno che si chiede è proprio in questo senso, perché non sono solo attività economiche, vanno sostenute, vanno tenute, soprattutto quelle di tradizione, quelle che caratterizzano, identificano, danno un'identità territoriale ad un centro. Questo è fondamentale perché altrimenti perdiamo delle tradizioni e perdiamo il nostro valore aggiunto. Io credo che i centri storici siano soprattutto centri da far rivivere. Bisogna riportare la quotidianità nei centri storici, la vita di tutti i giorni, perché sono sicuramente da visitare, perché sono bellissimi. Sono sicuramente un'attrattiva per i turisti, ma il bello di questi centri è perché vivono dei loro cittadini, quindi il tema della residenzialità, il tema dei servizi, dei parcheggi, il tema della fruibilità, sono tutti temi che portano all'attenzione del centro storico il quotidiano. I nostri centri devono vivere il lunedì mattina, il martedì pomeriggio, oltre che il sabato e domenica. Ci sono molte più sfide e opportunità di quello che pensiamo. Siamo portati a guardare le difficoltà uniscono, avvicinano all'associazione, ma io credo che si debba dare grande prospettiva e soprattutto insieme ad altri, con gli occhi degli altri, riuscire a vedere oltre. E oltre, ripeto, ci sono grandi opportunità anche nello sviluppo territoriale della nostra zona per il commercio, per il turismo e per i servizi.